Io se avessi la possibilità di tornare in Veneto a Verona, ci torno domani mattina. Mm. In Veneto e a Verona però ha detto. In Veneto a Verona perché dovrà essere Forza Italia a decidere, perché appunto sono sempre stato uomo di partito, anche in un partito diverso, e quindi sarà Forza Italia a dire cosa dovrà fare Flavio Tosi, che sia in Veneto che sia a Verona. Tornare in regione, meglio ancora nella sua città dove è stato sindaco per un decennio, sembra questo l'obiettivo politico e personale di Flavio Tosi, oggi deputato e numero uno di Forza Italia in Veneto, incalzato dal vice direttore Avarino Aringa, il coordinatore degli azzurri gioca a carte scoperte anche su una sua eventuale candidatura alle europee del 2024. Se fosse, quindi appunto può essere che sì, può essere che no, se fosse sarebbe una candidatura di servizio, cioè non una candidatura per andare in Europa, perché appunto mi sono già dimesso una volta, potrebbe essere una candidatura come feci identico di quella volta con la Lega nel 2017, nel 2014, scusate, nel 2014, identico a quella volta, dai una mano al partito a crescere. Una candidatura non di servizio ma effettiva potrebbe invece essere quella di Luca Zaia, dice sempre Tosi, guardando di fatto alle mosse della Lega. Se candida capolista Luca Zaia nel nord-est, insomma, Luca Zaia aiuterebbe molto la Lega a limitare i danni. Ma ripeto, la sua potrebbe essere una candidatura assolutamente vera, perché appunto finendo fra poco il ultimo mandato in regione, è anche plausibile che scelga di andare in Europa. Un ragionamento ad alta voce che dà per scontato un passaggio, ovvero che resti il limite del terzo mandato consecutivo per i presidenti di regione. Nel dubbio, Forza Italia continua a ingrossare le sue file con nuovi ingressi che in Veneto stanno creando diversi mal di pancia interni. Tosi stesso non li nega con uno spunto autobiografico. Io ho grande rispetto da uomo di partito per chi è da 30 anni iscritto, ma per chi lo è davvero e chi lo è rimasto sempre iscritto continuativamente, e per quelle persone proprio il massimo rispetto, ma questo non vuol dire che non può entrare, non deve entrare qualcun altro che ha gli stessi valori, che ha del consenso sul territorio e aiuta Forza Italia a crescere, perché Flavio Tosi è l'esempio.